Buongiorno a tutti, grazie per essere qui, grazie a tutti quelli che sono collegati. Vedete, oggi oltre all'assessore Nazzarin c'è il dottor Paolo Rosi, che oltre ad essere un medico è anche responsabile di quello che è il 118, l'emergenza urgenza a livello regionale, e oltretutto coordinatore di tutto quello che è il movimento delle terapie intensive Covid. Quindi oggi darà uno spaccato dopo il mio intervento rispetto a quello che è rappresentato da quei 52 pazienti delle terapie intensive rispetto ad alcuni fattori, la gravità, vaccinati, non vaccinati, le mortalità e tutto. Quindi vi do tutti i dati, in modo tale che ognuno possa, al di là delle leggende metropolitane, farsi un'idea con dati reali. Rispetto ai test, quindi abbiamo avuto nelle ultime 24 ore, anzi dall'inizio dell'infezione, 6.279.673 tamponi rapidi e 6.259.639 tamponi molecolari. Il totale dei tamponi dal 21 febbraio 2020 ad oggi è di 12.539.312, quindi 12 milioni e mezzo di tamponi realizzati, fatti, praticati. I positivi nelle ultime 24 ore sono 331. Sono 331 su 10.331 tamponi, quindi incidenza 3,20. Ovviamente non guardate questo dato di incidenza perché è relativo ai tamponi fatti. Numero dei positivi dall'inizio del 21 febbraio, 449.794. Dopo su questo dato faccio una riflessione perché vorrei anche che poi anche il dottor Rosi dicesse la sua rispetto a questo. Positivi di oggi 12.839. In ospedale abbiamo 269 ricoverati, meno 1 nelle ultime 24 ore. I 269 sono così distribuiti: 216 in area non critica e 52 in terapia intensiva, invariato il numero. Se poi a questi 52 sommate i 3,49 che abbiamo non Covid, in totale in terapia intensiva in questo momento in Veneto abbiamo 401 pazienti, che non è una roba ordinaria per il Veneto, avere 401 pazienti. Il totale dei decessi è invariato, 11.666. Totale dei dimessi, 22.753. Appunto, volevo dire una piccola riflessione per ricordare due numeri. So che lo faccio spesso, ma mi dicono che va bene farlo perché così focalizziamo. 449.000 sono i positivi accertati con tampone, quindi 12 milioni e mezzo di tamponi ad oggi. Di questi 22.753 hanno avuto bisogno di un ospedale. Quindi viene logico che se tu fai 449.794 meno 22.000 farà, adesso io non posso farlo a mente, dopo sbaglio, però capite che sono più di 420.000 persone, anzi 430.000 forse anche, no, più o meno, e 425.000 persone che si sono curate a casa. Perché magari non avevano sintomi o ne avevano pochi o hanno avuto un medico di base che li ha curati, le USCA, il passaparola, tutto quello che volete, però la terapia domiciliare è qui, la vedete qui, perché non si può andare a dire in giro ai cittadini che si risolve tutto curando a casa. Sì, nel 95% dei casi assolutamente sì. Quindi vuol dire che se andate su una piazza di guariti Covid, ne ascoltate 100, 95 vi diranno che loro hanno fatto una passeggiata a casa. Però il problema è questo. E magari dopo il dottor Rosi vi dirà anche rispetto ai farmaci che si possono utilizzare, perché sembra che ci sia una proibizione da parte delle autorità a utilizzare farmaci. I medici utilizzano tutti i farmaci autorizzati, il mix di farmaci lo decidono loro.
Ovviamente noi cittadini dobbiamo premere affinché appena abbiamo dei sintomi qualcuno ci prescriva dei farmaci e si inizi la cura. E rispetto alle considerazioni che volevo lasciarvi oggi, voglio anche ricordare che sul fronte vaccini stiamo andando avanti. Ovviamente queste giornate di festa non pagano perché abbiamo mediamente 4.000 prenotazioni al giorno e nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 9.270 vaccini. Cominciamo ad avere magazzino, quindi ricordo in generale ai cittadini che tutti i cittadini che hanno dai 12 ai 25 anni e tutti i cittadini che hanno più di 60 anni, quindi dai 12 ai 25 e oltre i 60, possono tranquillamente presentarsi in un centro vaccinale senza prenotazione e ovviamente avere praticata la vaccinazione dai 12 ai 25 e oltre i 60 anni. Tutti gli altri devono prenotarsi. Risposta ai cittadini che mi fanno sempre: qual è la situazione? Beh, la situazione è la situazione di una regione che in questo momento è una regione, diciamo, che è tra quelle che hanno la situazione migliore, tanto vero che il rischio in Veneto è ritenuto basso, assieme a altre 3 regioni che sono la Lombardia e il Lazio, grazie. È ovvio che poi però vedete che abbiamo altre regioni in giro per l'Italia dove i ricoveri sono alti, non sono al 3% come da noi di coefficiente di occupazione, ma arrivano addirittura al 20%. Questo ci dà una dimensione di quanto strano sia questo virus. Tutti gli esperti che facevano le lezioni a dicembre qui da noi, perché non vengono a farle? Se eravamo incapaci prima, siamo incapaci anche adesso, no? Allora è culo? Ma allora vuol dire che non avevamo culo prima? Cioè, capite, questo virus è strano. Colpisce delle regioni in questa fase, non ne colpisce altre. E voglio ricordare che in giro per l'Europa questo virus sta comunque mettendo in difficoltà non poche realtà. La quinta ondata a Barcellona, vi ricordo che ha avuto, oggi vede le notizie, anche ieri, di una comunità che richiede il coprifuoco per gestire questa quinta ondata che dà molti contagiati. Vi ricordo che il tema dei non vaccinati è un tema che affrontiamo anche oggi indirettamente con il dottor Rosi, ma lo affronteremo anche mercoledì con la dottoressa Russo, vi annuncio già. Mercoledì saremo qua con il centro di farmacovigilanza, scusatemi, e con un medico, e poi vi annuncerò il nome, esperto di medicina sportiva, lo so il nome, preferisco non dirlo oggi, che vi dirà, il medico parlerà degli effetti del Covid sugli sportivi e sui ragazzi che hanno avuto il Covid, vi parlerà delle famose patologie, delle reazioni avverse e la percentuale che c'è rispetto alle reazioni avverse. La dottoressa Russo invece vi porterà il quadro dei vaccinati e quante reazioni avverse abbiamo avuto in Veneto. Lo dico perché ho sentito anche di recente, ma mi è venuta un'idea già sabato sera, una persona che conosco mi ha detto: ah, ma io non mi faccio il vaccino perché sono pieni gli ospedali di persone ammalate con la vaccinazione. E andiamo a contarle, no? Perché se passano questi concetti vuol dire che non ci siamo. Allora avete 2 voci ufficiali, di certo non la mia che non sono un clinico, vi diranno, come si può dire, in scienza e coscienza, in piena responsabilità anche giuridica, quali sono i numeri veri. Ad esempio, rispetto alla pericardite, ve ne cito una, si parla di incidenza di 12 casi su 1.000.000. Adesso non è che uno deve fare i salti di gioia, però vi dico quali sono. Ecco, se leggete il bugiardino di qualche farmaco che si compra al banco della farmacia, forse qualcuno non lo prende più. Però io non voglio dire questo, dico che noi non siamo qui a difendere i vaccini, ma dobbiamo essere qui a difendere la verità, dopo ognuno fa quello che vuole, è innegabile che i cittadini hanno questa facoltà che la vaccinazione sia volontaria, quindi decidono se vaccinarsi o no. Però è altrettanto vero che noi dobbiamo garantire a chi vuole vaccinarsi di potersi vaccinare. La Grecia, notizie di stamattina, nelle ultime 24 ore, ieri ha avuto 33 morti, tutti non vaccinati. Dottor Rosi dopo vi darà lo spaccato anche delle mortalità che abbiamo avuto e vedrete che bella sorpresa anche qui rispetto ai vaccinati e non vaccinati. Dopodiché è una roulette russa, per carità, ti può andare bene perché 95 volte su 100 i positivi si fanno una passeggiata, oppure ti può andare male e ti ritrovi magari come casi che abbiamo, non ultima la bimba dei 45 giorni al Sant'Orso,
che è ricoverata, ovviamente positiva al Covid, spero che stia andando bene, peraltro. Però anche quella è una piccola tragedia, no? Una storia che magari avremmo voluto non sentire. Da parte mia dico sempre che noi cittadini dobbiamo evitare gli assembramenti, non pensare che sia la festa della liberazione, portare le mascherine quando serve anche all'aperto, perché siamo in mezzo al caos. So che dico delle cose continuamente, ma voglio avere la coscienza a posto di averle dette. All'aperto la mascherina non è obbligatoria, ma è obbligatorio usare il cervello. E se sei all'aperto, ma come tu fossi chiuso perché sei in mezzo a una mischia tipo rugby, capisci che una litata di qualcuno può diffonderti il virus. E puntare sul distanziamento sociale, cercare di mettere in sicurezza le persone più fragili, penso a tutto il mondo degli anziani, delle persone diciamo che hanno queste fragilità dettate dall'età. Ricordo che l'anziano vaccinato è un anziano dove la risposta anticorpale è meno efficiente di un giovane vaccinato, ma questo non vuol dire che non abbia una copertura anticorpale. In generale vi dico che noi stiamo lavorando alacremente, lo posso proprio dire, perché la prossima settimana vi presenteremo il progetto per la scuola. Voi sapete che ho parlato con il generale Figliolo, mi ha cercato lui, il progetto nazionale viene mutuato dall'esperienza veneta, delle scuole Sentinella, immagino che si chiameranno ancora scuole Sentinella, fra l'altro. È la volontà di fare in modo di non stressare i ragazzi, ma di essere presenti. Voi sapete che abbiamo fatto un acquisto sulla carta in via preventiva di 1 milione di fatto di test molecolari salivari. Peraltro vi ricordo che grazie al professor Plebani in Veneto abbiamo sperimentato e studiato per primi i molecolari salivari e andremo avanti a sprombattuto testando le scuole e quindi valutando il grado di circolazione del virus. Per noi l'obiettivo è quello scuola in presenza, punto. Ringrazio la dottoressa Russo che sta seguendo questa partita e la dottoressa Palumbo, perché è fondamentale dire che un'ottima collaborazione come c'è in Veneto con l'ufficio scolastico regionale ci permette di essere sicuramente molto più efficienti. Non aggiungo altro, passerei a voi la parola per le domande. Dopo, dottor Rosi. Prego. Se avete domande. Nico Russi. Buongiorno a tutti. Dunque, anche oggi, su diverse testate nazionali ci sono, come dire, degli inviti ad arrivare all'obbligo vaccinale. Lo dice il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri: se entro il 15 settembre non raggiungiamo un'immunità di gregge dell'80%, bisogna passare all'obbligo vaccinale. Lo chiedono alcuni governatori, come Toti e il governatore della Sicilia. Io volevo capire se questo dibattito è in corso tra le regioni e il Ministero, se le regioni effettivamente sono compatte su questa storia dell'obbligo e come si sta procedendo. Allora, il dibattito non è oggetto di dibattito, cioè nel senso che al momento noi non stiamo discutendo di questo. Mai c'è stata proposta una riflessione sull'obbligo vaccinale. La mia posizione la conoscete, noi ereditiamo una storia veneta che è unica nel suo genere, che noi abbiamo fatto 10 anni, vi ricordo, fino alla legge Lorenzin che introduceva l'obbligo vaccinale, di non obbligo vaccinale, quindi c'era accesso volontario, secondo determinati parametri, per carità. Se ne scendevi sotto determinati percentuali mettevi a rischio l'immunità di gregge della popolazione e quindi il Ministero poteva intervenire. Dall'altro voglio anche ricordare che ci sono almeno una decina di paesi in Europa dove questo modello veneto era adottato ed è ancora adottato, se non ricordo male, la Germania, la Gran Bretagna sicuramente, paesi del nord Europa, insomma c'era una decina di stati. Detto questo, oggi noi siamo in un contesto nel quale si parla di volontarietà di accesso ai vaccini. Penso che ci stia fino in fondo. Noi veneti comunque, nonostante il grande dibattito, ci stiamo avvicinando all'80% dei veneti vaccinati, oggi siamo quasi al 78%, la chiudiamo dalle nostre proiezioni con una speranza di arrivare all'80% a 8 ottobre, come ho sempre detto. Ci sarà sicuramente, come si può dire, un ritorno di fiamma con l'apertura delle scuole, con molte attività. Io mi chiederei un'altra cosa, lo dico perché io l'ho sempre proposto in quasi tutte le riunioni.
mi chiedo perché a livello nazionale si sia abdicato non alla promozione del vaccino, ma a un'informazione sui vaccini. Abbiamo lasciato, diciamo, terreno fertile a chi la pensa in maniera contraria, che è giusto rispettare, no? Se uno ha un'idea diversa dalla tua, tu ti devi battere perché lui la possa esprimere questa idea. Ma è pur vero che l'informazione istituzionale, pubblica, ufficiale, fatta magari con degli scienziati che non si sono laureati su Facebook, ma sono andati magari ad Harvard, come abbiamo fatto noi, no? Abbiamo portato il professor Palù. Qualcuno ha qualcosa da dire sulla preparazione del professor Palù? Tu puoi non condividere delle idee, ma non puoi dire che è meno preparato di te. Io penso che la pubblicità istituzionale è mancata. Infatti, se voi fate mente locale, non esiste una campagna istituzionale di promozione dell'informazione, non sto dicendo del vaccino. Possibile che si legga in alcuni cartelli che nei ragazzi il rischio è zero? È quasi zero, ma non è zero, perché noi abbiamo dei casi di ospedalizzazione. Possibile che si legga che abbiamo gli ospedali pieni di gente malata da vaccino? Non è vero. Cioè, ci sono una serie di fake news che non aiutano le persone, che io non definisco Novax, non aiutano quelle persone che giustamente per la fame e la sete di informazione assumono dal pozzo più vicino, che è quello della rete, che è quello del passaparola, che è quello della leggenda metropolitana. Ma quindi, Presidente, la sua proposta qual è? Perché il Ministero ha messo una serie di io dico che l'informazione è fondamentale. Per riscattare gli schiavi dalla schiavitù negli Stati Uniti gli hanno insegnato a leggere e scrivere. Perfetto, ma allora l'atto pratico, secondo lei, l'informazione più efficace che arrivi direttamente alla gente, qual è? La televisione? L'informazione istituzionale, cioè web marketing, andare nelle piattaforme, andare e dare, io non dico promozione di vaccini, ma informazione. Dopodiché, sapete, io comincio anche a valutare un altro aspetto. È normale ed umano che ci possa essere qualcuno che ha paura di farsi un vaccino. È un farmaco. Chi è che si diverte a farsi iniettare un farmaco? Nessuno. Però da qui a costruire un alibi bello solido per dire io ho detto no per questi motivi, in mezzo c'è la verità. Perché secondo me è legittimo uno dice guarda io non me lo faccio perché ho paura. Ma se vai un po' più in là e cominci a dirmi che gli ospedali sono pieni, non è vero, che c'è tutta una serie di infrastrutture informative, sentite quanto siete tempestati voi dal link che vi mandano di una strage che c'è. Boh. Ma la verità è che se noi oggi, questo lo possiamo dire, non avessimo vaccinato, la situazione sarebbe devastante. Io spero che il dottor Rosi dopo vi dica le proiezioni, diciamo anche se spanometriche, di cosa significherebbe se noi non avessimo vaccinato rispetto alla proiezione dei non vaccinati che abbiamo ricoverato in terapia intensiva. Cioè noi oggi abbiamo uno scenario di 52 persone in terapia intensiva, ma se ci togliessimo tutti i vaccinati e li trasformassimo in non vaccinati, oggi noi saremmo al collasso dentro per gli ospedali. Allora io dico, io mi sono fatto il vaccino, non mi sono divertito, me lo sono fatto mettere in sicurezza la mia salute, sì, ma me lo sono fatto anche per una sfida di comunità. Cioè, o torniamo al vecchio sistema, scusami, ne approfitto, di fare la battaglia per la tutela della privacy e poi la fai scrivendo su Facebook, dove hai rinunciato a tutta la tua privacy. Siamo arrivati a questi livelli. Siamo in un paese nel quale si va a perorare le scuole di cucina in TV fino a mezzogiorno l'una e dal pomeriggio c'è il dietologo che ti spiega che non devi mangiare. Questo è questo paese, Scusami. L'altra domanda che volevo fare, riagganciandomi anche a un dato che adesso ci ha esposto, cominciamo ad avere magazzino di vaccini. Allora, sì. Il problema è che all'hub di Pratica di Mare cominciano ad arrivare confezioni di vaccini scaduti che purtroppo non sono più recuperabili e nemmeno cedibili ai paesi che ne hanno bisogno. Volevo capire se noi abbiamo avanzato tanti vaccini, soprattutto Johnson & Johnson e AstraZeneca, e se purtroppo cominciamo anche noi ad avere in magazzino dei vaccini scaduti. No, allora, sulle scadenze ne siamo rigorosi, su questo c'è da dire, dopo vediamo i numeri, possiamo anche dirli subito, sì. Dei vaccini. Siamo riusciti a inocularli tutti prima che scadessero? Sì, sì, sì. Okay. Io non ho informazione anche perché noi abbiamo sempre inoculato tanto.
Allora, noi abbiamo al bollettino di questa mattina in totale 434.279 dosi di vaccino, Sì. che sono suddivise in 173.955 Pfizer, Sì. 149.984 Moderna, Sì. 46.214 Johnson e 64.126 AstraZeneca. Per i richiami. Non riceviamo più i vettori virali, Ah, ecco, perfetto. perché non ce ne facciamo nulla, per noi sono su un binario morto, punto, ma ormai è più di un mese. Questa è stata una scelta, quindi chi viene ai nostri centri vaccinali fondamentalmente troverà solo Pfizer e Moderna, o l'AstraZeneca per il richiamo, diciamo, omologo, quando non si fa eterologo per particolari problemi. Infatti abbiamo più di 300.000 tra Pfizer e Moderna oggi. Ma la gente che ha fatto, mi scusi, AstraZeneca, lo vuole richiamo eterologo o preferisce... No, si fa sempre l'omologo, si fa fa sempre l'omologo? sempre Ah, AstraZeneca. ok. Ah, perfetto. Abbiamo dei casi, magari qualcuno che ha avuto qualche reazione, che magari per qualche motivo, ma sono infinitesimali. Cioè Okay. Ecco, sul vaccino c'è da dire, anche qui si apre uno scenario. Terza dose ci sarà o non ci sarà? L'OMS mi ha detto, dice no, non si è capito. E comunque è fondamentale stabilirlo per un altro problema, perché c'è anche un aspetto etico. Perché noi non possiamo fare magazzino quando sappiamo che c'è 3/4 del mondo che non ha neanche visto la scritta del vaccino, non la prima siringa. Quindi bisogna garantire la possibilità di vaccinarsi. Pensate al continente africano, a paesi in via di sviluppo, a tutto quello che è accaduto, ma anche l'America Latina, quindi il tema delle vaccinazioni è fondamentale. Ho visto i cinesi che sono arrivati quasi a 2 miliardi di somministrazioni, 1,9 miliardi. È tanto, però è fondamentale per noi che tutto il mondo possa avere accesso ai vaccini. Quindi nel nostro piccolo decidiamo a livello di OMS, di EMA, di quello che sarà, di Europa, Italia, su sta terza dose, perché sennò i vaccini vanno destinati assolutamente con attenzione anche a chi non ce li ha. Posso chiedere l'ultima cosa che Prego. esula dal Covid? Prego. Adesso il governo si sta organizzando per l'accoglienza degli afghani. A Fiumicino sono previsti atterraggi per 5.000 persone. Tra le regioni che sono meglio organizzate, quindi citate dal Viminale come in grado di accoglierli, c'è anche il Veneto. Volevo capire, voi siete stati allertati? No. I prefetti si stanno organizzando? No, so che hanno fatto riunioni, peraltro noi abbiamo una situazione in questo momento, cioè che come si può dire, in questo momento considerate che i Veneti sono quasi raddoppiati con tutto il flusso turistico che abbiamo, cioè quindi in questo momento sarebbe veramente un caos per noi. Di certo guardiamo con attenzione questa povera gente, soprattutto le donne e i bambini, e questa tragedia che stanno vivendo. Adesso ho visto una bella dichiarazione di Johnson che dice gli americani devono restare lì anche oltre il 31 di agosto. Penso che, io non me ne intendo di geopolitica internazionale, però penso che quello che ha sortito la ritirata non sia stata una buona cosa. Quindi al momento, Presidente, noi non abbiamo una No. struttura di allerta, diciamo, No. e di accoglienza. No. Ok, perfetto, grazie. Prego. Di Gennaro. Buongiorno. E allora, in vista della ripresa delle scuole, visto che appunto l'idea è che sia totalmente in presenza, ma anche delle università, immagino, volevo capire se si sta già parlando di un piano per i trasporti apposito, in modo che non ci si ritrovi con i problemi di sovraffollamento all'interno dei mezzi. Allora, sì, ho capito. Ma guarda, io immagino che si tornerà all'80%, cioè che si sarà all'80% del coefficiente di riempimento, che è in discussione. Però vorrei ancora una volta distruggere una leggenda metropolitana. Non è che se portassero al 50% noi raddoppiamo i mezzi, perché non ci sono i mezzi, cioè non li costruiamo noi, non ci sono sul mercato. Quindi dobbiamo dire guardare in faccia la realtà, che si può smagrire il servizio. Noi l'abbiamo fatto portando oltre 200 pullman dei privati, eccetera, ma fino a lì si arriva. Se qualcuno pensa che si possa pensare di ridurre il 50% la capienza, non ce la facciamo con le scuole aperte. Sì, non ci sono stati altri acquisti? No, ma perché noi abbiamo acquistato tutto quello che si poteva acquistare, ma le società si sono mosse, però non è proprio così. Considerate che anche
l'accesso al noleggio di autobus dai privati, che è stata una manna, però quello è il mercato, cioè non è che tu li puoi moltiplicare come i pani e pesci. Mentre il limite di capienza è in discussione al momento all'80%. Sì, ma si andrà all'80%. Ok. Invece volevo parlare un attimo di un tema di attualità, visto che abbiamo Prego. visto che sta tornando bene il turismo a Venezia in particolare, Sì. perché insomma, abbiamo visto che c'è tanta gente in questi giorni, e si torna a parlare anche del sistema delle prenotazioni, di un ipotetico sistema di prenotazioni di accesso solo su prenotazione. C'è una discussione anche a livello regionale su No. questo? C'è un dialogo col comune? No, questa è una competenza meramente comunale. Anzi, come se nel massimo rispetto dell'autonomia del sindaco, della sua amministrazione, io posso solo esprimere una considerazione personale che è sempre la stessa che faccio da una vita. Prenotiamo i posti al cinema, sui treni, in aereo, allo stadio, tutto online. Le nuove tecnologie ci stanno aiutando, il Covid ci ha fatto scoprire tecnologie che non pensavamo neanche esistessero, giusto? Quindi noi siamo in grado, in una città che ha 3 accessi, no? di programmare le visite e di fare in modo che uno si prenota la visita. Però io resto sempre l'idea che Venezia deve essere accessibile a tutti. Cioè, non è che poi le visite le prenoti per censo perché magari costano troppo. Cioè, devono essere per il popolo, quindi stabilisce che a Venezia ci possono andare 10, 20.000, 30.000, non so quante siano al giorno, ma non ci deve essere distinzione di classe sociale, di censo o discriminazione rispetto all'accessibilità. Grazie. Prego. Altre domande? Moscati, prego. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Lei prima ha nominato il dottor Palù e le varie, diciamo, i vari interventi che è venuto qui a fare da noi. Siccome è passato un po' di tempo riguardo a certe cose che ci eravamo segnati, almeno io personalmente l'avevo fatto, che aveva detto, tipo, ne dico una tanto perché e tutti dicevano, ma Palù aveva detto ogni virus, ogni epidemia dura al massimo 2 anni. Ecco, adesso io non voglio, naturalmente questa era un tanto per la battuta. La domanda è questa: potremmo avere a breve una sua nuova visita? Sì, la programmeremo un passaggio del professor Palù. Ieri ha detto una cosa importante, il professor Palù, che ho letto forse in un'agenzia, che la vaccinazione ci aiuta a rendere il virus endemico, perché poi questa è la sfida, cioè nel momento in cui diventa ubiquitario ce la gestiremo come fosse un virus influenzale, perché cioè, o scompare o resta un virus che ci accompagna nella vita, come altri virus che abbiamo. Benissimo, grazie. Prego. Vanzan. Buongiorno Presidente, Buongiorno. buongiorno a tutti. È una domanda extra Covid. Prego. Corrisponde al vero che domani in giunta, se c'è la giunta, affronterete il tema tennis Cortina d'Ampezzo e pista da bob, Sì, da Bob. da bob, sì, sto dicendo da blog, da bob, Cortina, c'è tutta questa mobilitazione e ha fatto un po' notizia la presenza dell'assessore che fa parte della sua giunta, l'assessore Donazzan, nel comitato per il tennis di Cortina. Sì, allora risponde parzialmente al vero, perché io ho sentito l'assessore Donazzan ancora venerdì, penso. E parlando ho detto, va, guarda, magari martedì quando ci vediamo mi spieghi qual è sta storia, appunto, ma tutto lì, non c'è nessuna verifica o niente di come si può dire, di paludato, di ufficiale, cioè, ma è nata proprio fra l'altro dalla sua disponibilità. Dopodiché io penso anche una cosa, che lì siamo davanti a un'amministrazione, sarà l'amministrazione poi a parlare ai suoi cittadini, a decidere cosa farne. Ho scoperto, io non lo sapevo, che questo country club, questo tennis è di proprietà del comune. Ho capito da quelle dichiarazioni che ho letto dal sindaco che non lo vuole chiudere. Dopodiché vedremo di capire rispetto alle progettualità del Bob come si andrà ad innervare questa parte di tennis club, che io non conosco neanche la dislocazione. Cioè, ho visto delle dichiarazioni fra l'altro sul vostro giornale del sindaco che mi sembrano assolutamente lineari. L'assessore mi dirà se ha visto qualcosa che non le torna, non lo so, non ve lo so dire. Abbiamo altri problemi in questo momento. Se non ci sono, l'ultima, poi passiamo.
Volevo soltanto chiedere rapidamente, magari anche l'assessore lo sa, se c'è già un esito del progetto che anche l'Università di Padova, la Regione, mi pareva, stesse portando avanti per capire quanto dura l'immunità del vaccino, perché i medici dicevano noi dovremmo fare la terza dose a ottobre, perché siamo stati Al momento no, ma noi abbiamo anche un altro problema che è quello dell'Istituto Superiore della Sanità, e quindi non possiamo muoverci in autonomia perché stiamo parlando della somministrazione di un farmaco. Per cui al momento no. Quindi non c'è niente. Considerate che ho letto una notizia che ho girato anche nella chat dei direttori generali, che c'è un progetto in Israele, a Tel Aviv, di monitoraggio degli anticorpi nei bimbi, diciamo in età non vaccinabile, con diciamo, quel periodo della goccia di sangue, per capire quanta immunità ci sia, perché i bimbi sono asintomatici. Non sto dicendo che lo dobbiamo fare, ho letto di questo, che è un altro, cioè che a noi interessa perché, al di là della fascia di età, ci interessa perché parla di un test con una goccia di sangue che dà gli anticorpi nel giro di un quarto d'ora e non è il pungidito. Quindi c'è da capire anche che novità stanno utilizzando in Israele. Siccome loro sono sempre stati degli innovatori, anche questo è un test che vorremmo capire che test sia. A proposito di bambini, assessore, i pediatri hanno cominciato a vaccinarli o no? Al limite per mercoledì facciamo anche un po' di contestazione, perché mi dicono che quasi tutte le USL hanno convocato i comitati e sono partiti o stanno partendo dove non erano partiti un po' dappertutto, quindi eventualmente raccogliamo un po' di dati e ve li diamo. Sì, grazie. Io vi ringrazio e ci vediamo mercoledì, quindi c'era la dottoressa Russo e un altro medico sportivo noto. E lascio la parola al dottor Rosi, grazie. Buongiorno. Senza offesa speravo di non rivedervi qui, ma purtroppo ci tocca. Allora, vabbè, il numero dei positivi attuali l'avete sentito, abbiamo avuto 2 giorni in cui le dimissioni hanno superato gli ingressi, quindi in questo momento siamo a 48, quindi un po' in riduzione rispetto a 2 giorni fa. Tutti i numeri che io vi dico sono riportati poi nella documentazione che Carlo vi girerà, quindi vi giriamo tutti i grafici. Siamo però intorno ai 50, 50 è il limite che c'è tra la fase di gestione ordinaria e la fase invece emergenziale, nella quale è necessario attivare ulteriori posti letto di terapia intensiva. Quindi attivare quei famosi letti in stand-by che sono lì pronti e che basta aprire la porta, e però oltre ad aprire la porta bisogna anche spostare ovviamente il personale che sta facendo altre attività e in particolare è impegnato nel recupero di tutte quelle prestazioni che sono state rinviate durante l'emergenza, le fasi emergenziali. Quindi siamo in un momento estremamente delicato, perché se continua come ha continuato negli ultimi 15 giorni, questa soglia la supereremo. Se procede come sta procedendo in questi ultimi 2 giorni, restiamo sotto il livello di allarme, che è 50, sì, è quello che il piano emergenziale prevede come passaggio alla seconda fase dell'emergenza. Per quanto riguarda la distribuzione tra le province, c'è una sostanziale uniformità, un po' di più in provincia di Padova e Verona, però Treviso piuttosto che Venezia sono comunque interessate, si salva un po' Belluno che ha un solo paziente in terapia intensiva. Comunque diciamo che l'aumento dei ricoveri in terapia intensiva è diffuso in tutta la provincia. I pazienti sono pazienti impegnativi, perché 32 di questi sono intubati e ventilati e 3 sono addirittura in assistenza di ossigenazione extracorporea, quindi una condizione estremamente critica. Sì, in ECMO, sì. Sono 2 a Mestre e 1 a Vicenza.
Cos'è cambiato rispetto ai dati precedenti? Intanto sono cambiate nettamente le fasce d'età dei ricoveri. Ricordate che lo scorso anno, o anche già all'inizio di quest'anno, come diciamo, però verso fine dell'anno scorso, il 70% aveva sopra 70 anni. Oggi il 58% ha meno di 50 anni. Quindi abbiamo un 27%, scusate, a meno di 60 anni, un 27% di persone sotto i 50 anni, un 31% di persone tra 50 e 60 anni. I sessantenni sono il 16%, il 20% sono i settantenni. Questo è strettamente collegato alla vaccinazione. Se noi guardiamo i pazienti che abbiamo ricoverato dal 1° maggio, che sono 257, di questi 257, quelli che avevano completato il ciclo vaccinale erano 18. Quindi su 257 solo 18 avevano completato il ciclo vaccinale. Per quanto riguarda le percentuali, il 78 e rotti di questi pazienti non è vaccinato, un 14% ha solo la prima dose e solo il 7% ha ricevuto entrambe le vaccinazioni. Se andiamo a guardare il dato dell'incidenza, cioè quante persone su 100.000 abitanti vengono ricoverate in terapia intensiva, tra i non vaccinati questo dato è circa 3 ricoveri per 100.000 abitanti. Per chi ha ricevuto la prima dose è 1,2 ricoveri per 100.000 abitanti, per i vaccinati è 0,17, quindi enormemente più basso. Se noi avessimo la situazione attuale con la popolazione tutta non vaccinata, avremo circa 140 ricoverati in terapia intensiva. Se fossero tutti vaccinati, ne avremo 7 invece che 50. Questo ci dicono come? 1,2 per 100.000 abitanti, quindi vengono circa 5. Scusi. Ne avremo 140 se non fossero vaccinati per niente. Se non fossero vaccinati per niente, senza vaccino. Invece ne avremo 7 se vaccinati con ciclo completo. Esatto. E se invece avessimo solo persone con prima dose? Questo il calcolo non l'ho fatto perché mi sembra un'ipotesi, ormai non ce l'abbiamo, però è per dire l'effetto della vaccinazione è evidente nel ridurre in maniera drammatica i ricoveri. Il rischio relativo è 0,1, vuol dire che chi non è vaccinato ha il 90% di possibilità in più di finire in terapia intensiva rispetto a un vaccinato. Poi se andiamo a guardare i deceduti, o meglio l'esito, vi ricordate che i dati che vi davamo all'inizio dell'anno era che circa un 40% moriva in terapia intensiva. Oggi questa percentuale è scesa perché abbiamo un 73% di dimessi vivi e un 27% di deceduti. Questo ci sta con la riduzione dell'età, non perché sia cambiato qualcosa nelle terapie, perché voi sapete che in terapia intensiva gli strumenti che abbiamo sono sempre quelli, sono strumenti abbastanza limitati al supporto ventilatorio e alla prevenzione delle complicanze, ma non esiste un farmaco che sconfigga il virus. E quindi, avendo ridotto l'età dei ricoverati, diciamo che è più facile che ci siano più persone che salvano, però vi ricordo che 27% vuol dire circa 1 su 3 muore, quindi se la giriamo da questo punto di vista non sono propriamente pochi. Quello che è ancora più interessante è che se andiamo a guardare i deceduti vaccinati e non vaccinati, abbiamo 57 persone decedute dal 1° maggio, di queste solo 3 avevano completato il ciclo vaccinale, gli altri 54 no. L'età dei deceduti riguarda
un quarto avevano più di 70 anni, un altro quarto tra i 60 e i 70, ma ci sono anche 7 deceduti che avevano meno di 60 anni. 6 deceduti, scusate. 2 avevano meno di 50 anni. Abbiamo avuto casi gravi anche di pazienti giovani. A Verona è stato ricoverato un 21enne che è arrivato in pronto soccorso in condizioni non critiche, drammatiche. Io dico che se avesse avuto 20 anni in più sarebbe sicuramente morto per strada. Lui rientrava da Barcellona ed è arrivato in pronto soccorso con una saturazione del 40%, quindi è stato veramente salvato da chi si è buttato per intubarlo e ventilarlo. Quindi non scappano da questo neanche i giovani. È chiaro che la gravità nel giovane è minore, che l'incidenza di eventi gravi è minore, però qualcuno ci capita dentro. Sì, è stato dimesso. Quello che, altro dato interessante, che solo per dire cosa vuol dire un ricovero in terapia intensiva. Se andiamo a guardare la degenza media dei ricoverati, quelli che vengono ricoverati ma non vanno in terapia intensiva restano mediamente 12 giorni in ospedale. Quelli che passano per la terapia intensiva, dove restano mediamente 14-15 giorni, restano mediamente in ospedale 71 giorni, con punte di 150 giorni di ricovero. Questo per dirvi che non è che dalla terapia intensiva, ve l'ho già detto l'altra volta, si esce fischiettando. Queste sono persone anche giovani che escono con dei reliquati gravi, a volte con un danno polmonare che sarà permanente nel futuro e che quindi, soprattutto nei giovani, vorrà dire un problema che si tirerà avanti negli anni e che potrebbe compromettere comunque la sopravvivenza più avanti, quando più giovani non saranno. Quindi c'è anche questo aspetto importante, perché si pensa, ok, è uscito dalla terapia intensiva, si è salvato, è andato bene. No, non è così. La maggior parte di quelli che sono in terapia intensiva ha un percorso ospedaliero e riabilitativo ancora lungo, e moltissimi di loro, alcuni hanno il cosiddetto long covid, quindi continuano ad avere sintomi acuti, ma molti di loro hanno un danno polmonare cronico irreversibile che comprometterà la loro attività respiratoria, soprattutto col progredire dell'età. Questo è l'altro aspetto. Poi, siccome parliamo di degenza e di ricoveri, allora in questo momento, se vi ricordate, lo scorso anno noi finiva in terapia intensiva circa 1 su 200 positivi. Questo dato oggi è un pochino migliorato, perché ci va solo 1 su 300. Ovviamente i positivi sono per la maggior parte non vaccinati, e quindi questo ci sta che non c'è un miglioramento abissale dell'incidenza. Quindi non è cambiato, una percentuale fissa di positivi finisce in terapia intensiva. Alcuni finiscono in ospedale. A questo proposito, come diceva il Presidente, richiamiamo un aspetto, perché io trovo veramente irritante una delle argomentazioni che vengono usate da quelli che si oppongono al vaccino, che è: non li volete curare a casa. Allora, io ricordo che fin dall'inizio abbiamo raccontato che al 118 a volte si lottava con i pazienti per dire: non venire in ospedale, resta a casa che ti curiamo lì. L'impegno della Regione è stato dal primo giorno, da quando è nato il primo caso, in cui ci è sembrato evidente che non avremmo dovuto portarli tutti in ospedale, a differenza di altre regioni che poi sono affondate in questa metodica. Ma la Regione Veneto è stata la prima che ha strutturato un sistema per lasciare a casa la gente. L'algoritmo per lasciare a casa i pazienti che non avevano necessità di venire in ospedale è stato fatto 3 giorni dopo il primo caso di Vo, ed è stato utilizzato dalle centrali operative e dai medici di medicina generale. I protocolli per le cure domiciliari ci sono sempre stati, i protocolli per la dimissione del pronto soccorso
ci sono sempre stati. Questi protocolli prevedono che i pazienti a domicilio seguiti dal medico di medicina generale, dalle USCA, ricevano l'antinfiammatorio, il cortisone quando è ora, l'eparina, l'ossigeno, siano monitorati col saturimetro. Cioè, più di così veramente non si può fare. Questo è il primo aspetto. Quindi abbiamo ricoverato quelli che avevano una saturazione per cui rischiavano la vita perché non riuscivano più a respirare a casa, nonostante anche l'ossigenoterapia domiciliare. L'altro aspetto è il discorso dei farmaci che si possono o non si possono fare. Allora io ribadisco quanto ha detto il Presidente in una delle passate conferenze stampa. Il medico può ordinare tutti i farmaci del prontuario farmaceutico. Se li ordina sulla base delle indicazioni per cui un farmaco è registrato, non deve fare nulla. Se li ordina per indicazioni diverse, cioè quello che si chiama l'uso off-label, se ne deve assumere la responsabilità e deve spiegare al paziente che gli sta facendo un farmaco che è nato per curare i brufoli e lui lo usa per curare l'appendicite. Ecco, questa cosa qua non è vietata, non è che vengono i carabinieri, non è che se uno fa la ricetta rossa la farmacia non gli dà i farmaci. Quindi chiunque vi dica che non può curare a casa i pazienti con i farmaci che vuole lui, lo può fare. Certo che risponderà se poi somministra l'arsenico e il paziente muore, risponderà lui. Allora, ma questo, la prescrizione medica in scienza e coscienza è sempre stata così, non è una novità del Covid e non c'è stato nulla che abbia cambiato questa regola. Questo quindi per quanto riguarda l'emergenza, confermiamo che portiamo in ospedale le persone che hanno una saturazione che va sotto il 92%, quindi una condizione di grave insufficienza respiratoria che richiede un trattamento più aggressivo, quindi usare ossigeno a più alti flussi di quello consentito a domicilio e anche di seguire il paziente perché ovviamente se non migliora deve essere un ambiente protetto nel quale poi si interviene. Detto questo, io concludo ribadendovi il messaggio: stiamo ricoverando in terapia intensiva i non vaccinati. Ci sono alcuni vaccinati, sappiamo, si è sempre detto che la protezione del vaccino arriva intorno al 90%, a me pare che i nostri dati dicano che è molto più alto di questo 90%. Abbiamo dei pazienti nei quali la vaccinazione non è stata sufficiente a impedire il ricovero in terapia intensiva, ce lo aspettavamo. Sappiamo che molti di loro sono pazienti che hanno delle comorbidità, quindi sono pazienti che magari sono in terapia immunosoppressiva perché hanno ricevuto un trapianto, sono pazienti che hanno comunque altri problemi che li rendono più fragili e più esposti, per cui la loro risposta immunitaria al vaccino non è stata quella degli altri. Non abbiamo, i numeri sono talmente bassi che ancora non possiamo fare una statistica di cosa abbia, se ci sia qualche fattore che possiamo immaginare comporti la non risposta al vaccino. Però questa non risposta al vaccino è veramente confinata a numeri minuscoli e quindi la protezione che dà il vaccino è sicuramente quasi totale. Questo è il dato. Vi ricordo di nuovo che se avessimo tutti vaccinati avremmo 7 pazienti oggi in terapia intensiva e quindi anche quei famosi 54 morti ce li saremmo risparmiati. Bene, grazie Rosi, come sempre spiegazioni molto chiare. E domande appunto per il dottor Rosi, per l'assessore Nicoluzzi. Allora, dottore, volevo solo chiederle una precisazione perché è importante la linea di demarcazione tra la situazione di gestione ordinaria e l'emergenza. Quindi al momento noi non abbiamo 52 pazienti in terapia intensiva, ma 48 perché ci sono state delle dimissioni? È così? Sì, più 2 negativizzati, insomma siamo proprio sul filo dei Quindi 50. Poi voi sapete che io vi do un numero aggiornato al minuto, magari usciamo da qui, ce ne sono 2 in più, 2 in meno, perché... Quindi l'emergenza scatta quando arriviamo a 51? Sì, 51 prevede la fase 2.
E quindi Ovviamente quanti non è letti? che apriamo 190 letti. Ecco appunto, quanti no. letti No, abbiamo? in fase Quanti... 2 ne abbiamo 190 da aprire. Allora. Però non è che li apriamo tutti il primo giorno, ci saranno alcuni adeguamenti. In alcune aziende sono già stati aperti alcuni letti in più. Noi viaggiamo oggi, come diceva il Presidente, oltre i 400 letti occupati complessivi. Questo vuol dire che abbiamo circa 460 letti attivi, cioè abbiamo già una quindicina di letti in più rispetto a quella che è la dotazione ordinaria. Quindi un minimo di attivazione si è già fatta, perché poi ovviamente la fase 2 va riportata per ogni azienda. Certo. Ci saranno aziende che sono già oltre, aziende tipo Belluno che invece sono ampiamente al di sotto della fase 2. Però speriamo, cioè, se proprio dobbiamo andarci, ci andremo per gradi. In questo momento, siccome l'incremento è da 2 a 4 in più ricoveri al giorno, nei giorni in cui c'è stato, perché ripeto, ieri e oggi sono calati i letti occupati. Se con questo incremento vuol dire che pian pianino, se continua, dovremo cominciare a chiudere qualcosa e aprire letti di terapia intensiva. Quindi, non sarà tutti aperti in un solo giorno. Immagino. Quindi abbiamo tra i 2 e i 4 ricoveri giornalieri in terapia intensiva, e invece in area medica? No, scusi, variazioni in più. Io non sto Quindi? parlando. Allora, sono due dati. Uno sono i ricoveri, quanta gente entra. Perfetto. L'altro è il bilancio tra quelli che entrano e quelli che escono. Il bilancio fino al 21 è stato mediamente da +2 a +4 al giorno. Ok. Ieri e oggi è -1, il bilancio è -1, che se continua così siamo ottimisti. Le nostre proiezioni, diciamo quelle fatte all'Università di Padova sui nostri dati, parlano che è probabile che si resti stabili su questi valori, cioè sempre sul filo di lana dei 50. Però voi sapete che le previsioni hanno comunque una forchetta, e c'è anche una forchetta più alta di previsione che parla di 70-80 posti letto occupati nel giro di una decina di giorni. Quindi, siccome non controlliamo la variabile nuovi positivi, se rimane così restiamo su questi valori. Se dovesse esserci variazioni in aumenti positivi, è ovvio che ci stesteremo sulla parte più alta della curva. Quindi la previsione più realistica è che non ci sarà un considerevole aumento oltre la soglia dei 50, ma la previsione dice anche che ha un margine di errore per cui potremmo andarci anche sopra anche di un numero significativo, con tutta la necessità di fare gli adeguamenti che vi dicevo. Perché poi, ecco, quando si parla di vaccino anche come solidarietà sociale, tenete presente che non c'è solo chi si ammala di Covid perché viene infettato dai positivi, ma ci sono anche quelli che non possono essere curati per altre patologie perché dobbiamo chiudere le sanatorie. Quindi l'effetto sulla salute non è solo quello diretto dell'infezione e delle sue conseguenze, ma è anche l'ovvia ricaduta che, insomma, se uno rinvia l'intervento per 3 mesi, ma se comincia a rinviarlo per 2 anni, insomma, il paziente entra anche in una fase di rischio, sia per le conseguenze che può avere, sia anche per la complessità dell'intervento che deve subire. Quindi tenete anche presente che c'è questo aspetto di ricaduta sulla salute pubblica, che è un aspetto indiretto ma che è significativo. Ecco, l'altra cosa, dottore, mi scusi, abbiamo visto che nel giro di pochi giorni sono state ricoverate tra Sant'Orso e Vicenza 3 neonati. Una bimba di 7 mesi, una bimba di 6 mesi e una bimba di 45 giorni. Ecco, come siamo messi con i ricoveri dei bambini, dei neonati? No, beh, i ricoveri dei neonati sono quelli che avete saputo sono proprio pochissimi. Meno male. Hanno in genere un'evoluzione benigna, favorevole, però è chiaro che insomma, non è piacevole. Non ne abbiamo altri però? No, non mi risulta che ce ne siano altri. E l'ultima cosa volevo chiedere all'assessore, siccome il dottor Rosi diceva che appunto nel momento in cui bisognerà riaprire nuovi letti di terapia intensiva, si dovrà spostare personale che adesso è dedicato al recupero delle prestazioni saltate ancora tempo fa. Volevo capire a che punto siamo con il recupero delle prestazioni.
Ma ogni singola azienda ha presentato il proprio piano e stanno andando avanti con il recupero singola azienda per singola azienda, sia per quanto riguarda quindi la parte di specialistica ambulatoriale, per quanto riguarda la parte di elezione, quindi operatoria, che aveva avuto il blocco durante il periodo, i 3 blocchi, perché noi insieme abbiamo fatto 3 blocchi poi alla fine, insomma da inizio pandemia abbiamo fatto 3 volte il blocco delle attività anche di elezione all'interno dei nostri ospedali, e in più anche il recupero delle attività di screening. Ricordiamo che in alcuni casi le attività di screening erano state bloccate, non erano state bloccate, ma la gente in quel momento aveva anche un po' di paura a accedere agli ospedali e quindi partecipare alle solite campagne di screening, quindi stiamo cercando di recuperare anche questo. Quindi Ma sappiamo quante ancora dobbiamo recuperarne? Un dato rispetto alle famose 500.000, sì. no, non ho il dato aggiornato, al limite proviamo a capire, però adesso è stato anche agosto, quindi è difficile, insomma, secondo me, insomma. Se riuscite magari la prossima settimana a darci un dato aggiornato. Sì, non lo so quante ne hanno recuperate, però loro entro la fine dell'anno il piano prevede che entro il 31/12/2021 devono recuperarne. C'è la divisione per ogni singola di quelle che stanno recuperando, non so quanto abbiamo recuperato. Grazie. Moscati Vanzà. Mi scusi, adesso è arrivata una richiesta. Ci sono casi anche di stranieri, di turisti tra le persone ricoverate nelle terapie intensive? L'unica persona che a me risulta non avere un codice fiscale assegnato e che quindi è probabilmente residente all'estero, sì, ce n'è una, è una persona che viene dalla Romania. Per cui, diciamo, la mole di turisti sono tutti controllati, tamponati all'inizio, per cui non ci sono stati casi eclatanti dovuti al turismo, diciamo. No, cioè turisti ricoverati, sì, no, perfetto. Terapia intensiva no. No, perfetto, grazie. Vanzà. Sempre all'assessore, lo scenario 2 di cui parlava il dottor Rosi, e quindi il blocco parziale magari. No, sul scenario 2 noi non, di solito noi, adesso vado a memoria, però era il scenario 3 quando prevedevamo anche un blocco di attività chirurgiche di altro tipo, insomma, perché poi sapete era quello a colori, insomma, il famoso, cosa erano i 4 colori, no? Sì. Quindi, insomma, sì, semafori, insomma, quindi ecco, bisogna capire poi il 2, se si entra al 2, ma se siamo all'inizio, insomma, è comunque Ma gestibile. soprattutto non ci siamo per i ricoveri ordinari, che sono lontanissimi da... Sì, non c'è la combinazione giustamente tra ordinari e terapie intensive, quindi insomma credo che per il momento insomma non ci sia questo pericolo all'orizzonte. Questo ci permette di recuperare quindi più prestazioni possibili e di tornare a una pseudo normalità. Mi pare che possiamo chiudere qui, grazie. A mercoledì.